continua questa traversata di quello che questa primavera veniva chiamato il cosiddetto plateau, con una situazione che non accenna per il momento a diminuire. Nessuna flessione per la curva del contagio tra le Dolomiti. Lo stesso Adriano Rasicaldonio, nelle nuove vesti di commissario per l'emergenza, parla di una costante fonte di preoccupazione per la macchina sanitaria bellunese, sotto stress sia nei reparti di area non critica che nelle terapie intensive. Un virus che resta diffuso sul territorio dove operano senza sosta le USCA e dove i primi vaccini sono stati somministrati anche tra gli ospiti delle case di riposo in queste ore a Lamon dopo Belluno e Arsier. L'adesione finora si è rivelata su dei livelli veramente molto molto elevati e questo sicuramente è un dato molto confortante e finora non si sono segnalati eventi particolari, controindicazioni rispetto alla vaccinazione stessa. Nelle prossime ore Vaccination Day per gli operatori medici del territorio, domenica 10 si passa a quelli del SUEM, dal 17 inizia la distribuzione della seconda dose. In modo da poter poi ottenere nel giro di circa un mese l'immunità prevista che è ben sopra il 90%.